Benvenuti da Mimmo Vita, da Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura dedicato alla difesa delle colture agricole. Vediamo allora le notizie in evidenza. Cominciamo con l'aglio. Periodo di semina, selezionare i bulbi migliori sia come peso, almeno 3 grammi, che per sanità. Dopo la semina si possono impiegare in modo preventivo su piante sane fungicidi biologici a base di Trichoderma arzianum che proteggono l'apparato radicale. Per quanto riguarda il frumento è iniziata la preparazione dei terreni, vanno interrati gli stocchi di mais con aratura in quanto possibili serbatoi di funghi patogeni. Si valuti la semina diretta senza lavorazioni o con minime lavorazioni sui residui di altre colture, soia, bietole, pomodoro, eccetera. Radicchio, possibile presenza di afide nero su radicchio di Treviso e variegato di Lusia in raccolta fino a metà novembre, ma i forti abbassamenti termici previsti a fine settimana bloccheranno le infestazioni. In alcuni siti rilevate infezioni di cercospora e alternaria sulle foglie, nel caso intervenire con prodotti a base di rame. E chiudiamo con il nostro approfondimento. Si stanno concludendo le vendemmie, resta grave il problema della flavescenza dorata. Su questo vediamo il servizio di approfondimento, l'appuntamento con noi e alla settimana prossima, arrivederci. Che cosa sta facendo? Sto facendo praticamente un capitozzamento di queste piante che sono infette da flavescenza dorata e che dobbiamo fare pulizia del vigneto per avere, diciamo così, l'anno prossimo delle probabilità di non averne ancora, in quanto tiriamo via propriamente l'infetto da questo vigneto. Si chiama flavescenza dorata, si traduce danno ingentissimo per alcune culture vitivinicole. È una malattia che è causata da un fitoplasma, un organismo che è simile a un batterio, il quale viene trasmesso da una cicalina, lo Scaphoideus titanus, il quale prende, assume il fitoplasma da una pianta ammalata e la trasferisce a quella sana. In buona sostanza questa è una malattia che riguarda sia le foglie che i germogli che i grappoli e determina un grave deperimento vegetativo e produttivo della pianta colpita. Le varietà più colpite sono senza dubbio lo Chardonnay, qui davanti abbiamo una vigna di Chardonnay, ci sono il Pinot grigio e il Pinot nero, c'è il Cabernet, Franc e Sauvignon e il Carmenère. Anche la glera è molto sensibile. E mentre ci sono anche delle altre varietà come il Tai bianco, come la Corvina e il Corvinon che sembrano addirittura resistenti. Per sapere come intervenire c'è anche una guida completa scaricabile dal sito della Regione Veneto dove si spiega tra l'altro che serve un trattamento insetticida obbligatorio in campo di difesa convenzionale, 2 interventi invece nel campo di difesa biologico. Per tutti i vigneti che appartengono, che sono presenti all'interno dei territori provinciali di Vicenza, Verona, delle aree DOC Piave e l'Isompra Maggiore, del Soave, dell'Arcole e del Durello.